Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la quarta giornata del campionato di Serie A Tesis, è Audace Calcio a 5 Verona Women Roma Calcio a 5. Che è l'ultima partita in programma, meno come orario di inizio di questa quarta giornata. La Serie A Tesis a 3 punti, a un punto, scusate, l'Audace Verona dopo 3 giornate a 6 invece dopo la sconfitta, dopo le prime 2 vittorie contro Tiki Taka e lato sinistro del fronte offensivo. Cortés batte Vanelli, la deviazione e sfortunatissimo il vantaggio della Women Roma dopo 1 minuto e 18 secondi. Sfortunatissima in questo caso Marta Verdù, prima decisamente non solo per il gol ma anche per la traversa, per un'altra grande occasione con una parata. Attenzione ancora a Vanelli che ha spazio, Vanelli, gran dribbling, Vanelli verso il gol da parte di Ceccobelli al 7° minuto, il raddoppio del Roma con Vanelli. Attenzione al campo di spazio, il numero 12 Vanelli con il destro, questa volta è un gran gol della assoluta migliore in campo, 17°, 0-3. Larga ancora per l'ex Bitonto e Tiki Taka Lediane. Marco Lantampa ha spazio con il destro, stavolta lo alza troppo sopra la traversa a concedere la rimessa laterale a favore della Roma. Altro tentativo un po' così estemporaneo da parte di Tampa, che va a spedire direttamente in fallo laterale. Su questo tentativo che si esaurisce il primo tempo termina inframmezzate dal realizzativo di aggressione da parte sempre di Tampa. Attenzione a Cortés verso Tampa, grande giocata sull'asse Cortés-Tampa e l'ex Bitonto va a firmare il quarto gol del proprio campionato al 7° minuto. Un attimo propizio per andare al tiro. Attenzione a Ceccobelli, ancora da Bertè, in qualche modo 5-0 nel modo più rocambolesco possibile. Poi di Evelyn vincente proprio su Neroni, Evelyn che poi perde palla. Attenzione a Tampa, campo di spazio, Tampa verso Cortés che da 2 passi colpisce una clamorosa traversa, Zardini battuta, palla persa in zona sanguinosa da parte di Evelyn. Ci ha messo una pezza ancora Zardini e poi il gran gol da parte di Leti Cortés che sbaglia a 1 metro dalla porta colpendo la traversa e poi fa partire un destro bellissimo che va ad incastonarsi sotto l'incrocio dei pali opposto. 0-6. Di cui si incaricherà Bertè all'indietro da Praticò, una doppia deviazione prima di Evelyn poi di Natasha Barban, quella decisiva e definitiva, proprio quella della numero 26, 0-7 al 15°. Futsal italiano degli ultimi anni. Attenzione al gol dell'Audace Calcio a 5 Verona, il primo in carriera in Serie A per Federica Santi, che punisce l'errato disimpegno della Women Roma. Punisce metri a rompere una pressione. Attenzione a Melissa Barban davanti a Farinelli da sola, Barban che va però a all'interno da Vanelli che prova, giusto per non farsi mancare nulla, anche un'ultima conclusione. Finisce qui con la sirena finale al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. La Women Roma torna alla vittoria dopo lo stop della settimana scorsa per mano del CMB Futsal Team, batte 7-1 l'Audace Calcio a 5 Verona.